Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli. Il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione, e il consigliere comunale di Napoli, Nino Simeone, hanno lanciato un appello al Napoli e al suo presidente, Aurelio De Laurentiis, riportare Edinson Cavani in azzurro dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. El Matador, 38 anni, continua a giocare e segnare gol in Argentina con il Boca Juniors. A Napoli, tra il 2010 e il 2013, ha lasciato un segno indelebile con 104 gol in 3 stagioni. Il Napoli oggi è a un bivio, scrivono Della Ragione e Simeone. E noi, tifosi, più che semplici cittadini, vogliamo lanciare un'idea che viene dal cuore. Riportiamo Cavani a Napoli. Non ha più 20 anni, ma certi amori non invecchiano mai. Anzi, si rafforzano. Nel messaggio, i due dirigenti sottolineano il valore simbolico del ritorno. Cavani ha dato tutto per questa maglia. Ha lottato, ha festeggiato sotto la curva come pochi. È rimasto nel cuore di un popolo intero. Napoli sarebbe la casa perfetta per l'ultimo capitolo della sua carriera. Sarebbe un ritorno romantico, un ponte tra passato e futuro. L'appello è rivolto direttamente al presidente Aurelio De Laurentiis. Presidente, regaliamoci un sogno. Non sarebbe solo un esercizio tecnico e di immagine. Sarebbe un atto d'amore. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Accetteresti Cavani al Napoli o no? Lascia i tuoi commenti sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!